applicato. E poi c'è un piano naturalmente che ha come obiettivo quello di definire i costi standard, che significano una spesa efficiente, che dovrebbe imporre a tutti di darsi una regolata e quindi di far sì che non vi sia uno sperpero eccessivo di denaro pubblico. No, le medesime prestazioni, i medesimi beni non possono avere delle differenze gigantesche a seconda che vengano acquistate o erogate le prestazioni in una parte del territorio piuttosto che un'altra. E quindi la difficoltà in cui si trova il Paese non è una condizione per non fare quel che è stato richiesto, perché lo Stato non farà altro adesso che prendere i soldi che spende e darli alle regioni per le competenze che trasferisce. Quindi si toglie la competenza e dà le risorse. Nella prima fase l'interesse delle regioni sarà quello di fare la cresta alle risorse che ottieni, che significa cercare di spendere di meno di quello che spendeva lo Stato. E quindi se su 100 euro ne risparmia 10 sono un vantaggio che ottiene. Quindi vede, questo è un elemento che si muove nella direzione della buona amministrazione del buon governo. Poi ci saranno le tappe successive perché ci sono diseguaglianze insostenibili nell'allocazione, come ho detto prima, delle risorse pubbliche fra i vari territori. Ci sono differenze gigantesche. Quindi quando oggi si dice si viene meno alla sussidiarietà, alla solidarietà, si dice una cosa assolutamente falsa, perché il discorso presupposto è tutto va bene nel modo più assoluto. Volete conservare la situazione com'è? Vuol dire che si tratta di gratificare rendite di posizione, che sono proprio in rotta di collisione, sa con che cosa? Con un articolo della Costituzione di cui ci si dimentica spesso, che è l'articolo 97, che fissa il principio di buon andamento. E buon andamento vuol dire governo, vuol dire sana e prudente gestione nella gestione della cosa pubblica. Quindi nessuna remora, nessun artificio, nessun argomento deviante, perché in realtà le cose sono limpide di fronte alle quali non ci troviamo.